Ci ritroviamo nello spazio dedicato alla tutela dei consumatori. Ve l'avevo anticipato prima, oggi parleremo di una delle tasse più odiate in assoluto dagli italiani. Parliamo del canone RAI, rientra anche questo in uno dei vari rincari che il 2013 ci ha portato. Ne parleremo con il dottor Davide Cecchinato di Adiconsum Verona. Ovviamente il telefono è a vostra disposizione per qualsiasi intervento, opinione, critica. Insomma, aspettiamo anche la voce di voi che ci seguite da casa. Davide, benvenuto. Innanzitutto parliamo del canone RAI. Ma da quando esiste? Che cosa è cambiato? Cosa sta succedendo con questo nuovo anno? Sì, è una tassa molto antica perché il decreto che l'ha istituita è addirittura del 1938. Non so se sia ancora la tassa più odiata dagli italiani perché con l'avvento dell'IMU forse la classifica lo vede al secondo posto. Sicuramente è un'imposta che viene pagata dagli italiani un po' controvoglia, forse anche questo giudizio è dovuto alla qualità editoriale della televisione pubblica, ma questo è un dibattito molto ampio su cui è già stato trattato ampiamente e noi pare il caso adesso qui di aprirlo. Da un punto di vista tecnico, quindi, si diceva, il canone viene impropriamente chiamato abbonamento, si tratta di un'imposta, cioè di una tassa vera e propria, istituita da questo Regio Decreto del 1938, poi attaccata con vari ricorsi da più parti, ma sempre confermata a livello sia di Corte di Cassazione ma anche di Corte Costituzionale e riconosciuta come imposta, cioè come tassa sulla detenzione di apparecchi adatti o adattabili al ricevimento del segnale televisivo, indipendentemente dall'utilizzo dal punto di vista della qualità del segnale e della quantità della visione delle trasmissioni. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è sufficiente avere un televisore, anche se non viene mai acceso, per essere obbligati al pagamento dell'imposta, cioè del canone della RAI. Si è obbligati al pagamento del canone anche nel caso in cui si guardino solo i programmi della TV commerciale. Una delle domande più frequenti che ci viene fatta ai nostri sportelli proprio in questo periodo è questa. Io nella mia zona non vedo la RAI, quindi la qualità del segnale è scarsa, vedo solo altre emittenti che sono differenti da quelle del servizio pubblico. Lo devo pagare? La risposta è sì, perché non è l'abbonamento alla RAI, come impropriamente lo chiamiamo, è un'imposta sulla detenzione di un apparecchio adatto o adattabile al ricevimento del segnale televisivo. Dirò di più, che essendo questa l'espressione che prevede appunto la definizione dell'imposta, anche un schermo di un personal computer, se può essere adattato al ricevimento del segnale radio-televisivo, comporta il pagamento del canone RAI. Ricordo che poi ci sono state delle interpretazioni piuttosto stringenti, ma anche eccessivamente stringenti. Alcuni ritenevano addirittura che il videocitofono fosse un strumento adattabile al ricevimento del segnale radiotelevisivo e comportasse quindi il pagamento del canone. Qui naturalmente si tratta... No, la tassa sul citofono ancora potremmo evitarcela finché si può. Assolutamente sì, è un'interpretazione troppo restrittiva, però si sappia appunto che anche una console giochi che abbia lo spinotto per inserire il cavo dell'antenna può essere considerato, è quasi certamente uno strumento adattabile per il ricevimento del segnale, quindi comporta il pagamento del canone. È necessario pagare il canone anche nel caso in cui l'utente sia abbonato alla televisione, alla pay TV, alla televisione a pagamento e quindi non visioni i programmi pubblici come si diceva prima. Sappiamo che scade alla fine di questo mese, che è aumentato e ora è l'importo di 113,50 euro, se non ricordo male, e ci sono delle esenzioni che possono essere fatte valere ed è un'esenzione totale per particolari fasce della popolazione. Si tratta di persone che abbiano più di 75 anni,
con un reddito però molto basso, che è pari a 516,40 euro per 13 mensilità, cioè il reddito della persona che vuole chiedere l'esenzione non deve superare questo importo, il reddito naturalmente della persona insieme al convivente. Ecco, basta un membro della famiglia che supera i 75 anni, come funziona esattamente la distribuzione di questo canone? Va a nucleo familiare, va per numero di TV presenti in casa? Come è stato ideato? Questa è una domanda molto importante perché ci chiarisce anche l'aspetto di chi deve pagare il canone. E se il soggetto che ha diritto alla esenzione dal pagamento ha nel proprio stato di famiglia e altri soggetti, questi sono coperti dal pagamento o comunque dall'esenzione che abbiamo detto prima dell'intestatario del canone. Però se non sono all'interno dello stesso stato di famiglia sono tenuti al pagamento, mi spiego meglio, al di là dell'esenzione che è un caso particolare. Se io ho una casa in affitto che condivido con altri affittuari, io detengo l'apparecchio televisivo e quindi pago il canone RAI. Se assieme a me convivono delle altre persone che hanno diretto accesso a questo televisore, quindi che lo detengono insieme a me, perché la detenzione non è altro che la materiale disponibilità dell'apparecchio, anche loro sono pagati al pagamento, sono obbligati, scusate, al pagamento del canone RAI. Quindi si è esentati solo nel caso in cui la persona sia all'interno dello stato di famiglia dell'intestatario dell'abbonamento TV. Questo caso è abbastanza frequente nel caso in cui ci sia una persona anziana che sia assistita da una badante che convive con lui nottetempo, ma anche di giorno, e che non abbia l'abbonamento alla televisione. Anche in questo caso, non essendo ricompresa nello stesso stato di famiglia, è obbligata al pagamento. Quindi capite che la norma è piuttosto cogente, nel senso che prevede dei casi piuttosto forti di obbligo di pagamento del canone. E quindi bisogna stare molto attenti, se ci sono dubbi è bene rivolgersi alle associazioni dei consumatori, informarsi, anche il web è colmo di informazioni rispetto al canone perché appunto si diceva prima è un argomento abbastanza dibattuto. E sempre per rimanere in tema di anziani, nel caso in cui l'intestatario che venga ricoverato nella casa di riposo per la dovuta assistenza può chiedere la disdetta del canone indicando l'istituto presso il quale è ricoverato. Anche nel caso di decesso gli eredi possono chiedere la disdetta del canone inviando una comunicazione. Qui anche sul nostro sito di consumeverona.it si trovano tutte queste informazioni, dicevo inviando una comunicazione con la data e il luogo del decesso, oppure la comunicazione dell'erede che si è fatto carico del televisore. Comunque non bisogna prendere paura, si può anche disdettare il canone RAI rottamando la propria televisione, quindi con un certificato però che dichiari sì, che quell'apparecchio è stato consigliamo eliminato. di sì. La cosa migliore sarebbe farsi fare un certificato di rottamazione dell'apparecchio televisivo in modo tale che ci sia un'entità terza che certifichi che l'apparecchio non è più nella materiale disponibilità dell'abbonato, poi inviare alla RAI, all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione insieme a una disdetta in modo tale da ottenere l'interruzione del rapporto e quindi il venir meno dell'obbligo del pagamento. Velocissimamente, che cosa si rischia se non si paga questo canone? Il rischio è molto alto perché la sanzione arriva al massimo all'importo di 600 euro per ogni annualità evasa e viene accertata dal verbale di chi fa il controllo. Quindi se una persona che fa il controllo viene a casa mia e certifica che io non l'ho pagato da 2 anni,
domani rischio più di 1.000 euro di sanzione. Attenzione quindi, anche oggi un monito ci arriva da sé a casa nello spazio dedicato alla tutela del consumatore. Io ringrazio il dottor Davide Cecchinato per la sua presenza, tornerà presto anche lui a trovarci. Io ringrazio anche tutti voi che ci seguite da casa. L'appuntamento è domani 17:45. Attenzione, domani i 2 candidati alla carica di Papà del Gnocco, 483esimo del 2013, saranno qui presenti in studio per fare la loro propaganda, quindi non perdetevi assolutamente questa trasmissione. Noi ci rivediamo domani, non mi resta che augurarvi una piacevole serata.